Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. Ai, 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, 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 ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore. Mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre se non arrivi tu. Ai, 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 ai. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più. Ai, 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 ai. Ma perché in riva al mare non ci sei? Amore, amore, ma perché non torni? È luglio da 3 giorni e ancora non sei qui. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie, buonasera, benvenuti qui su Radio Vibo Valencia Super Stereo Sound International 2000. Scusate, ma io quando sento Luglio di Riccardo del Turco mi viene quella dimensione da radio paesana d'estate a spaparanzati sulle spiagge. Se voi sapeste quanto io vi stia invidiando, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, e credo anche Sveva, che saluto, mi sa si sta associando all'invidia per quelli che stanno spaparanzati con la radio sotto l'ombrellone o ci ascoltano attraverso il cellulare. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1024 di oggi, martedì 1 di luglio, è l'anno del Signore 2025, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti e i suoi Liberamente, oppure gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, le videopillole e molto molto altro ancora. Ma adesso, ladies and gentlemen, è tempo di sbrigarci, perché la trasmissione incombe. 0292947222 quando lo dirò io per le vostre telefonate, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Ma adesso, già che ci siamo, è il momento di Qui Parlamento, manderemo diritto e rovescio poi dopo la pausa delle 18:30. Qui Parlamento, l'approvazione del disegno di legge sull'IA, parla l'onorevole Andrea Barabotti. Sveva, quando sei pronta vai pure. Qui Parlamento. Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi e Governo. Oggi questa Camera si trova davanti a una scelta di grande responsabilità, perché con questo testo cerchiamo di consentire all'Italia di essere protagonista di una rivoluzione industriale e tecnologica globale. Che si tratti di space economy, che si tratti di nucleare, che si tratti di intelligenza artificiale, una cosa è certa: stiamo dando al nostro Paese gli strumenti e le cornici normative che servono per affrontare a testa alta queste sfide. Questo testo è una cornice essenziale per guidare l'Italia appunto nella transizione e nel progresso digitale guidato dall'intelligenza artificiale. Dovendo sottostare all'AI Act,
europeo, su cui tornerò più tardi, ma ponendo sempre l'accento su un modello di sviluppo dell'IA che sia etico, umanocentrico e sostenibile. Sgombriamo quindi il campo da facili allarmismi. L'intelligenza artificiale non è nemica del lavoro, anche se è certo che cambierà le professioni. Ne emergeranno di nuove: data scientist, sviluppatori di algoritmi, auditor di intelligenza artificiale, esperti in governance dei dati, formatori specializzati. Ma senza un massiccio investimento nella formazione rischiamo di produrre nuova disuguaglianza. Pochi super specializzati che si avvantaggiano e molti altri soggetti che rischiano di rimanere esclusi dal mondo del lavoro. Ecco perché con il DDL in oggetto dedichiamo specifici articoli a programmi di formazione, aggiornamento e monitoraggio continuo dell'impatto lavorativo che avrà l'intelligenza artificiale. E la sfida riguarda tanto i lavoratori quanto le imprese, perché la penetrazione nelle piccole e medie imprese resta ancora impalpabile. Solo il 7% delle piccole e il 15% delle medie hanno avviato progetti di intelligenza artificiale. Per questo che serve un grande patto nazionale per le competenze digitali, perché la competitività dell'Italia non si misurerà soltanto con il numero dei server accesi, ma soprattutto con la qualità dei cervelli che li programmano e li governano. Abbiamo detto delle PMI e del mondo del lavoro, ma che dire della pubblica amministrazione? Il rapporto dell'Agid 2015 fotografa con precisione la situazione. Su 142 amministrazioni censite, solo 45 hanno avviato progettualità concrete e la situazione diventa drammatica se scendiamo a livello locale. Signor Presidente, nel 2025 milioni di italiane e di italiani sono costretti a lunghe e inutili attese per usufruire di prestazioni banali, per il rinnovo di un documento, per accedere alle informazioni di uno sportello o per l'autenticazione di una firma. Che senso ha nel 2025 costringere i nostri cittadini a mettersi in fila a sportelli per pratiche che le tecnologie hanno reso immediatamente accessibili? La pubblica amministrazione, è vero, ha fatto i conti finora con una popolazione anziana che spesso ha avuto difficoltà ad accedere alle nuove tecnologie, ma è qua che l'intelligenza artificiale cambia l'approccio, perché cambia l'interfaccia tra l'uomo e la macchina. E quindi con le nuove tecnologie che diventano accessibili alla portata di tutte, adesso la pubblica amministrazione non ha più scuse. La tecnologia è spalancata a tutti ed è quindi giunto il momento di chiedersi anche all'interno di quest'Aula se nel nostro Paese davvero vogliamo che la pubblica amministrazione diventi al servizio dei cittadini italiani o se, come spesso accade, devono continuare i cittadini a essere al servizio della pubblica amministrazione. Ecco che l'articolo 14 di questo disegno di legge affronta il tema dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella PA. Perché quando la burocrazia non è al passo con i tempi, a soffrire è il cittadino che si vede negato il diritto, è l'impresa che perde competitività sui mercati internazionali. E parlando di mala burocrazia, mi si consenta di tirare in causa l'Europa, perché il vecchio continente soffre di questa patologia come un vecchio corpo soffre di una brutta artrite. E anche sul fronte dell'intelligenza artificiale, l'ennesimo sforzo normativo dell'Unione, recepito necessariamente da questo disegno di legge, nasce da buone intenzioni, ma finisce per diventare un limite allo sviluppo delle nuove tecnologie. Gli Stati Uniti hanno già superato i 450 miliardi di investimenti annui sull'intelligenza artificiale, la Cina ha oltre 300 miliardi di dollari, mentre l'Europa si ferma sotto i 100 miliardi. L'indice globale di competitività del 2024 registra un costante slittamento delle economie europee. Si pensi che solo 4 delle prime 50 aziende tecnologiche mondiali sono nel nuovo continente, del vecchio continente. L'Europa soffoca l'innovazione e l'iniziativa imprenditoriale. Ogni nuova tecnologia viene prima di tutto vista come un rischio da limitare piuttosto che come un'opportunità da valorizzare.
Volete regolare sistemi che non abbiamo ancora costruito. Immaginate il paradosso. È come se prima del motore a scoppio avessimo dovuto inventare gli autovelox. Ve l'immaginate voi, Eugenio Barzanti e Felice Matteucci, che col brevetto in mano del primo motore a scoppio si preoccupano sul tasso di inquinamento che avranno i mezzi circolanti, della velocità a cui percorreranno le strade o dei tassi di mortalità? Che si fa? Eugenio, che si fa? Si va avanti con questo progetto? Ma guarda Felice, stai buono, va. Stai buono che teniamoci le carrozze e i cavalli, che non si sa mai un domani la velocità, le morti sulle strade, meglio evitare di andare avanti nel progresso. Per questo rivendichiamo l'aggettivo essenziale che ho utilizzato per definire questa cornice normativa. Per questo è importante che su tanti aspetti vi sia una delega all'organo esecutivo. Per questo non abbiamo accolto l'appello delle minoranze che andavano nella direzione dell'iperregolazione. Venendo ad altre dimensioni di questo disegno di legge, il contesto geopolitico globale ci racconta giorno dopo giorno che non siamo più di fronte a guerre convenzionali tra eserciti tradizionali. Siamo dentro uno scenario di conflitto multidimensionale asimmetrico, in cui il dominio informativo e digitale è diventato terreno decisivo dello scontro. Secondo le stime NATO, già oggi il 70% delle minacce hanno componente cyber o informativa diretta. Le moderne campagne di destabilizzazione politica, le manipolazioni informative sui social network, gli attacchi ransomware rappresentano solo alcune delle nuove minacce. Ed ecco che, contrariamente a quanto affermano certe opposizioni anche qua in aula, l'articolo 18 di questo disegno di legge inserisce per la prima volta la cybersicurezza e l'intelligenza artificiale tra i pilastri della sicurezza nazionale. La difesa di domani si gioca sulle nuove tecnologie e il nostro nuovo arsenale si costruisce su reti neurali, su big data, sorveglianza satellitare autonoma, guerra elettronica cognitiva e cyberspazio. Signor Presidente, il DDL che votiamo oggi, pur dovendo fare i conti con l'iperregolazione europea, offre una visione di ampio respiro, opportunamente dinamica. Ma il quadro normativo da solo non basta. Il vero nodo strategico riguarda le infrastrutture digitali, cuore fisico della sovranità tecnologica nazionale ed europea. L'intelligenza artificiale non esiste senza enormi capacità di calcolo, archiviazione e trattamento dei dati. Senza una politica industriale per i data center strategici, che deve partire necessariamente da politiche sull'energia molto coraggiose, l'Europa e l'Italia resteranno dipendenti da piattaforme americane e asiatiche per l'hosting dei propri dati sensibili. Questa è la sfida che ci dobbiamo porre parlando di autonomia decisionale e tutela della privacy. Il nostro compito come legislatori è fare in modo che questo impianto normativo non resti sulla carta. Il futuro dell'intelligenza artificiale in Italia e in Europa sarà deciso nei prossimi anni dalle scelte di bilancio, di priorità, di governance tecnologica e di politica industriale, energetica e infrastrutturale. O sapremo costruire un hub tecnologico italiano ed europeo, oppure saremo solo un mercato passivo di tecnologie e dati che saranno controllati altrove. Con il voto favorevole che la Lega esprime quest'oggi, scegliamo di proiettare l'Italia nel primo scenario, ma la strada è ancora tutta da percorrere e trova davanti a sé importanti ostacoli. La burocrazia europea, in primo luogo, ma anche una certa opposizione pessimista, sfiduciata, che non ha il coraggio e non è pronta a sostenere il Paese nelle sfide che l'attendono nel futuro. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti,
L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Connessione instabile. Batteria scarica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, Bubudep, Dubuduva, come cantava nel 1983 l'immenso Lucio Dalla insieme agli Stadio per Lunedì Cinema. A proposito, in questo disco, se non sbaglio, lui si firma Domenico Sputo, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, alle 18:35 minuti e 8 e 12 secondi in questo momento. Allora, noi continuiamo con Zoom. Perché abbiamo ascoltato Lunedì Cinema? Beh, perché adesso parliamo di cinema con l'ospite che avremo tra poco al telefono, ma prima, se tu sei pronta, Sveva, andiamo con il diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Dopo il primo attacco aereo di Israele all'Iran del 13 giugno scorso e prima che Trump decidesse di intervenire contro Teheran con le sue superfortezze volanti, il figlio Ciro dell'ex Shah di Persia Mohammad Reza Pahlavi si è subito fatto vivo per candidarsi come presidente dell'Iran. Ciro ha detto: sta cadendo il nostro muro di Berlino. Ma Ciro ha anche fatto i conti senza l'oste. Primo, perché anche se i media lo hanno detto, nessuno dei paesi oggi nemici dell'Iran si è mai proposto di cambiare il regime in questo paese, visto i guai che questa politica ha già compiuto in Afghanistan, in Iraq e in Libia. Non a caso il blitz delle superfortezze americane è stato condotto con la tecnica del mordi e fuggi e non delle guerre frontali e ultimative. Secondo, Ciro non tiene conto che la sua dinastia non gode assolutamente del favore degli iraniani, perché essa ha cercato a suo tempo di imporre con la forza e il dispotismo l'ideologia laica americana, diciamo occidentale, che in Iran viene rifiutata, sia pure con varia intensità, anche dall'opposizione. Sempre implacabile Pierluigi Magnaschi, c'è poco da fare, sempre implacabile. Però sì, effettivamente la figura di Ciro Reza Pahlavi è una figura che lascia un po' perplessi, non fosse altro che tu devi avere per forza, siamo sempre lì a quello che diceva Norberto Bobbio, qualunque regime ha bisogno di consenso, sia una dittatura, una democrazia, quello che volete voi, ci vuole consenso.
Il figlio dello Shah se n'è dovuto scappare insieme a suo padre perché gli iraniani li cacciarono comunque a calci, cacciarono i Pahlavi a calci fuori dall'Iran. Bisogna vedere se 47 anni di dittatura islamica li abbiano fatti un po' ripensare o tornare sui loro passi, vedremo. Sveva, allora, se intanto io attendo di sapere se abbiamo al telefono la nostra ospite per il faccia a faccia di stasera, io intanto però vi introduco l'argomento. Vi dicevo, abbiamo ascoltato Lucio Dalla e gli Stadio con Lunedì Cinema dell'83. Perché? Perché adesso io vi porto al cinema insieme a Mirella Molinaro, collega della Verità, e andiamo assieme al cinema non perché ce lo vogliamo vedere un film, ma perché vi vogliamo parlare di Filmopoli e segnatamente appunto di questi film completamente astrusi che non sono mai stati realizzati, come quello appunto di Rex Alford, Stelle della notte, signore e signori, oppure, se preferite, altre realtà, altri titoli che non hanno avuto molta diciamo risonanza al botteghino o non hanno incassato molto, non sono andati nemmeno a pareggio con le spese. Ecco, tutta questa roba qui, mentre attendiamo di entrare in comunicazione con Mirella Molinaro. Antonino, ecco, la abbiamo quando vuoi. Perfetto, allora tutta questa roba qui è fatta con le tasche di tutti i presenti, io che parlo, voi che ascoltate e anche la nostra Mirella Sveva. E allora adesso ci facciamo raccontare dalla collega Mirella Molinaro tutta la storia di Filmopoli. Ciao Mirella, bentornata qui a Zoom. Ciao, buonasera a tutti, anzi sì, buonasera, ormai diciamo il pomeriggio è quasi terminato, quindi sì, ritorno con piacere con voi, però di nuovo su una brutta storia, quindi questa facciamo volta un film, Mirella. ci troviamo di fronte. Mi senti? Sì, facciamo un film, che dici? Ce lo facciamo finanziare. Siamo fortunati. Diciamo che facciamo un film, però che davvero dobbiamo poi andare a vedere, perché il problema centrale è questo, è che queste pellicole non sono mai state realizzate, quindi il problema è può essere discutibile il modo, anche la quantità di denaro che è stata elargita, ma secondo me, diciamo, a mio modesto parere, uno degli elementi più gravi di tutta questa storia è che proprio davvero parliamo di pellicole fantasma, quindi stiamo vedendo un film che però non ci piace, cioè quello di vedere lo spreco dei soldi pubblici in una maniera anche così, diciamo, sprezzante, perché tutta l'Italia viene fuori dopo ormai 5 anni anche dal Covid e dalla pandemia, da una situazione comunque da anni di difficoltà, dove proprio il mondo dello spettacolo, il mondo del cinema, degli audiovisivi, sono stati uno di quei settori anche che hanno maggiormente risentito della pandemia e di tutto ciò che ha comportato per quanto riguarda ovviamente anche delle perdite economiche. Quindi secondo me i cittadini e gli italiani dovrebbero essere un poco arrabbiati su questo sperpero di soldi pubblici. No, io sono letteralmente incazzato nero per un motivo molto semplice e in questo io credo che abbia ragione da vendere Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, quando dice facciamo una commissione d'inchiesta. Io sarei tendenzialmente d'accordo con lui, però con una preghiera, direttore Belpietro, con tutto il rispetto e l'affetto che le porto. Facciamo una commissione d'inchiesta per prendere a calci nel culo chi ha derubato gli italiani, non per fare al solito la commissione d'inchiesta che alla fine si riunisce, assolve un po' tutti, insabbia le cose e abbiamo chiuso la storia qua, punto 1. Ma Belpietro non è personaggio da accettare commissioni d'inchiesta di questo tipo, per fortuna. La cosa grave, cara Mirella, 863.000 euro che vengono dati praticamente sulla fiducia a un individuo che nemmeno si chiama Rex Alford, ma si chiama, aspetta qua che ho la pagina della Verità, si chiama Francis Kaufman. E sì, voglio dire, purtroppo Mirella, adesso anche tutti conosciamo per una vicenda ancora sì, più grave. Esatto, per il delitto di Villa Pamphili. Ora, sì, voglio dire, un individuo del genere ottiene praticamente sulla parola
863.000 euro. Se io o te entriamo in una banca e chiediamo un mutuo, ci ridono in faccia. Allora c'è qualcosa che evidentemente non va. Dov'è che la trama qui, dov'è che il copione ha il buco? E il buco secondo me c'è obiettivamente in questo sistema di tax credit che già non andava bene dall'inizio, perché comunque come i colleghi della Verità hanno già scritto nei giorni precedenti, questo sistema comunque faceva acqua da tutte le parti, se vogliamo utilizzare anche una metafora diciamo adatta a queste temperature elevate al periodo estivo, però abbiamo veramente poco da sorridere, perché la situazione è molto grave, anche perché io mi sono interfacciata, diciamo, ancor prima che da giornalista, da cittadina, comunque da italiana, su questa vicenda, perché come penso un po' tutta Italia siamo stati attirati prima dalla vicenda di Villa Pamphili per poi davvero riannodare, cioè mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle e di un mosaico che ancora non è ovviamente ben definito, perché ci sono dei buchi neri, anche dei punti oscuri, anzi direi proprio nerissimi, da chiarire in tutta una vicenda. Quindi lui sicuramente viene fuori come un personaggio, un sedicente regista, viene fuori come un personaggio però che tutti quanti noi conosciamo. Tra l'altro notizie recentissime sono che non si è opposto quindi alla richiesta di estradizione, per cui dovrebbe essere insomma in Italia a breve, quindi anche aspettiamo di capire che cosa racconterà, perché noi non siamo inquirenti. Io questa è una cosa che prometto sempre ogni volta che tu gentilmente mi inviti, perché vorrei che fosse chiaro, diciamo, a chi ci ascolta, anche proprio per rispetto di chi ci ascolta, che fare informazione in riferimento a delle vicende anche così delicate bisogna farla con attenzione. Quindi il direttore Del Pietro, infatti, addirittura 2 giorni fa con l'editoriale che poi è uscito ieri, quando chiedeva giustamente che venisse a questo punto istituita una commissione d'inchiesta, nel senso che il Parlamento deve anche prendere, diciamo, una posizione ben precisa rispetto a questo sistema, sul quale bisogna appunto ammettere il governo Meloni ha cercato in qualche modo anche di mettere delle pezze, come si suol dire, ma non sono state comunque sufficienti, perché il collega della Verità che nei giorni scorsi si è occupato anche del caso sempre di Filmopoli, di questa ormai inchiesta che è stata soprannominata appunto Filmopoli o pellicole fantasma, ha addirittura appunto raccontato che ci sono comunque una serie di film che fanno parte di queste film comunque di produzioni straniere ma non realizzati. Addirittura lui ha elencato, come io poi ricordo, perché nel mio pezzo di oggi ricostruisco anche quello che in maniera anche abbastanza diciamo magistrale i colleghi hanno già scritto prima di me, quindi solo nel 2023 noi troviamo, sempre usufruendo di questo sistema del tax credit, ben 55 film che sono stati appunto finanziati con, come dicevi tu anche prima correttamente, con i nostri soldi, perché quando parliamo di finanze pubbliche parliamo dei soldi dei cittadini, di cui 12, quindi solo in un anno 55 film in totale, 12 però mai realizzati. Quindi parliamo davvero di finanziamenti che sono andati a questo punto dove? Perché questa è la domanda che adesso gli inquirenti si porranno, si stanno anzi ponendo, perché noi ricordiamo che se è vero che il direttore Belpietro appunto giustamente chiedeva che una commissione d'inchiesta, c'è comunque una procura, che è la procura comunque di Roma, che sta indagando su questo sistema di elargizioni a produzioni cinematografiche mai realizzate, che in realtà nasce questa inchiesta anche da una segnalazione ovviamente fatta dalla Direzione Generale Cinema, quindi stiamo parlando del MIC, che a un certo punto consegna una serie di documenti sui quali adesso la procura, ci sono indagini anche della Guardia di Finanza, sta cercando comunque di fare chiarezza, di capire, perché poi è una situazione
abbastanza intricata. Noi siamo partiti da un punto e il punto è il finanziamento di appunto quasi 900.000 euro, quindi Sì, non stiamo certo. parlando di spiccioli, per questo Stelle della Notte, che è appunto il film, ripetiamolo, perché deve essere chiaro, insomma, mai realizzato, quindi una pellicola mai girata, quindi non esiste una location, non esistono degli attori scritturati, o se esistono non hanno mai lavorato, che era appunto il film di cui doveva, insomma, di questo Kaufman, che è un personaggio alquanto discutibile. Ora noi lo vediamo, lo dicevamo prima, anche indagato, perché è indagato al momento per questo terribile omicidio, questa scoperta macabra che abbiamo fatto a Villa Pamphili a Roma, della sua compagna, una donna con la quale aveva appunto avuto una relazione, che era anche un'attrice comunque straniera, e la bimba di pochissimi mesi, quindi, che era nata dalla loro relazione, per cui noi ci ritroviamo ora questo sedicente personaggio anche che è il fruitore di questo finanziamento per un film mai elargito, e addirittura, se dovesse essere ora diciamo anche accertato tutto ciò che io scrivevo oggi nel pezzo, cioè di questi soldi comunque elargiti, addirittura qua la procura ora sta indagando anche per truffa, quindi lui potrebbe addirittura poi essere anche una vittima di questa truffa, però dobbiamo cercare bene cioè dobbiamo aspettare sostanzialmente che gli inquirenti facciano i loro accertamenti, perché, ripeto, ci sono tante cose che non si spiegano. Sì, appunto. Tante cose che non si spiegano, soprattutto forse sarebbe ora di togliere questo tax credit che è stato introdotto da Franceschini. Sì, tu giustamente hai messo il dito nella piaga e ci hai infilato tutto il braccio quando dici: "Vabbè, abbiamo dato questi soldi, ma non sappiamo nemmeno dove siano andati". E questo è pazzesco. Se io penso che soldi pubblici siano stati dati veramente con uno straccio di idea e una domanda nemmeno in carta bollata, ma magari stampata al computer, tirata giù da internet, e c'è gente che si è beccata milioni di euro per dei film mai fatti, veramente io, guarda, è qualcosa di folle, è qualcosa davvero il mondo al contrario. Vuol dire proprio che c'è qualcuno qui che ci ha campato, e ci ha campato anche allegramente, devo dire. E allora a maggior ragione li rivogliamo indietro questi soldi. Li rivogliamo indietro, perché non è che la cosa può finire così. Che ne dici? Sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro, più che d'accordo, noi adesso diciamo seguiamo quello che succederà, insomma, nei prossimi giorni. Sicuramente abbiamo una posizione anche abbastanza netta ora da parte anche del Ministero della Cultura e del ministro appunto Giuli, che già nei giorni scorsi lui ha personalmente accompagnato il personale della Polizia Giudiziaria nella sede della Direzione Generale comunque Cinema, quindi ha cercato anche perché il MIC ha consegnato anche tutti questi documenti che riguardavano la documentazione, che riguardava appunto il finanziamento denominato credit tax, Sì. concesso dal Ministero della Cultura in favore di questo Rex Alford, che poi in realtà era lo pseudonimo, l'alias che utilizzava Kaufman, quindi questo regista, comunque lui si spaccia anche per produttore regista comunque cinematografico, che appunto lui è nato in California, e questo in realtà il progetto cinematografico, che era quello che accennavo prima, Stelle della Notte, era stato presentato appunto da questa società che si chiama Titangel Films, tramite però di un'altra società di coproduzione, che è la Coevolution SRL. Quindi bisogna cercare appunto di capire dove sono finiti ora questi soldi, perché il film è un dato di fatto. Nessuno di noi ha mai visto Stelle della Notte, ma non perché non è andato al cinema o non ha avuto piacere nel vederlo, perché non esiste. Quindi su questo abbiamo una certezza. Però i soldi sono stati, il finanziamento è stato elargito. I documenti di questo finanziamento abbastanza cospicuo, diciamo, concesso, ci sono, però non sappiamo dove sono andati questi soldi, quindi chi ce li ha?
Siamo a Bella questo domanda. punto, attendiamo che Kaufman torni in Italia, arrivi in Italia e possa dirci la verità, in primis su una vicenda altrettanto appunto grave che è quella del duplice omicidio di Villa Pamphili, ma che ci dica anche poi, e credo che sicuramente gli inquirenti lo sentiranno poi anche su questo, che fine ha fatto questo finanziamento, che fine ha fatto questo film, se esiste quantomeno una sceneggiatura, qual è anche il ruolo, dobbiamo vedere, di queste società di coproduzione, perché comunque ci sono delle società, cioè la documentazione c'è, manca l'oggetto, manca il film. Quindi ci troviamo, Davvero, diciamo, di fronte... davvero una vicenda kafkiana. Sarebbe quasi comica se non fosse che ci sono dei risvolti sui quali la magistratura avrà molto da dire, e parliamo ovviamente di risvolti penali. Mirella, ma così, secondo te, che cosa potrebbe succedere ora? Ma guarda, non riesco ovviamente, io te lo accennavo poco fa, potrebbe succedere, spero che vengano fuori anche dagli accertamenti, insomma, che la polizia giudiziaria sta facendo, perché comunque la Procura di Roma sta lavorando adesso con attenzione a questa vicenda, che si riesca a capire dove sono finiti tutti questi fondi pubblici. Ci sono, è un dato di fatto, Antonino, ci sono dei film mai realizzati, quindi questi soldi qualcuno li ha presi e magari ci ha fatto altro. Ora noi italiani vogliamo sapere dove sono andati a finire, che cosa ne hanno fatto, e poi anche diciamo questo è un po' il punto di domanda che un quotidiano come La Verità, ma come anche tanti italiani si fanno, è perché alcuni film vengono finanziati e altri no, e chi addirittura è stato ha avuto, diciamo, tutti questi finanziamenti, poi alla fine il film non lo ha neanche realizzato. Quindi sicuramente c'è una falla in questo sistema che esiste, c'è qualcosa che non va, e comunque questo credo che sia anche un diritto che ognuno di noi deve pretendere, un diritto dovere, che i finanziamenti, i soldi pubblici, i soldi degli italiani devono essere tracciati, devono essere trasparenti, perché ben venga la produzione cinematografica. Abbiamo delle location bellissime in Italia, quindi ognuno di noi sa quanto può fare bene anche a livello economico ad un territorio una produzione cinematografica, perché laddove c'è un film, laddove viene girato un film, c'è un territorio che ovviamente con tutte le maestranze locali e non, quindi guadagna, quindi laddove circola il denaro, il territorio comunque riusciamo tutti a sopravvivere, perché ripeto, veniamo fuori da un periodo che è stato anche abbastanza complesso per molte famiglie italiane, quindi io da italiana sono veramente arrabbiata, come dicevi tu, cioè si sono lamentati tutti i rappresentanti, diciamo, del mondo dello spettacolo, del cinema, perché sono stati, ripeto, uno di quei settori che ha subito veramente le conseguenze peggiori di una pandemia, oltre a le perdite di vite umane, che quello è stato ovviamente il primo aspetto. In secondo piano abbiamo anche purtroppo delle conseguenze economiche, attività che hanno chiuso, e settori come quello del mondo del cinema, ma anche tante altre attività che ne hanno risentito. Ora però scopriamo che elargiamo dei fondi pubblici e questi film nemmeno vengono realizzati. Ci sono tantissimi ragazzi che aspirano anche ad entrare nel mondo del cinema, anche non solo nel ruolo di attore, ma anche delle maestranze locali, che potrebbero guadagnare, potrebbero comunque anche cioè, mettere in pratica le loro competenze. Quindi è un'industria culturale che noi non dobbiamo però fermare e bloccare. Se finanziamo dei film e poi questi film non vengono realizzati, cioè ne risentiamo un po' tutti. Spero di essere stata chiara. Sì. Cioè, il danno è stato fatto a tutti, non è solo una truffa, e secondo me molto di più, se ovviamente dovesse essere così tutto confermato, se gli inquirenti troveranno riscontro a quelle che sono delle ipotesi di reato e delle ipotesi appunto di una presunta truffa. Sicuramente ci sono dei film che non abbiamo visto, che a questo punto probabilmente non vedremo più.
Certo, certo, è proprio questo il fatto. Ma noi continueremo a seguire questa vicenda. Senti Mirella, domanda diciamo professionale, che cosa farai domani? Domani continuerò a seguire, diciamo, questa vicenda giornalisticamente con tutte le altre notizie che ci sono, perché secondo me non si smette mai di informare. È un nostro diritto quello, dovere, quello di sapere la verità, e quindi continuerò a lavorare come sempre, o almeno ci provo, cercando anche di non molliamo mai la presa rispetto a delle notizie così importanti che ovviamente diamo e seguiamo, rispettando quindi in parallelo il lavoro degli inquirenti. E questa è la cosa più importante. Mirella, allora, grazie, buon lavoro. E al mare ancora ci vuole un po' per andare, quindi ok, buona serata, buon lavoro. Grazie a te, ciao. E allora, buona serata. Io ringrazio la collega Mirella Molinaro che sulla Verità ci ha raccontato questa vergogna di Filmopoli. Sveva mi ha girato una fotografia che io adesso vi faccio vedere per chi ci segue via Facebook, Twitch, YouTube e l'app. È una foto che mi arriva probabilmente dall'immenso Manzoni, credo. Una bella Giulia Super 1600, credo che la targa sia Tenerife, dovrebbe essere una targa spagnola, e il buon Manzoni si è premurato di girarmi questa bella foto, per cui lo ringrazio molto per la sua cortesia. Se non sei tu, Manzoni, che mi hai mandato questa foto, insomma, che si palesi chi ha spedito questa stupenda immagine, perché con questa stupenda immagine direi che alle 18:59 minuti e 40 secondi noi ci potremmo preparare anche ad andare in pausa, e poi dopo la pausa ci ascolteremmo, signore e signori, niente poco di meno che un pezzo, Signor Giudice, di Roberto Vecchioni. Eccola qua, bellissima questa Giulia che viene proiettata sugli schermi dei vostri cellulari, computer e così via. E dopo questa stupenda immagine, allora pausa, e poi Roberto Vecchioni, Signor Giudice del 79, e poi torniamo a parlare di giustizia, del massimario della Cassazione col dottor Pietro Dubolino, che è stato primo presidente di Corte di Cassazione, che scrive per La Verità e che mi ha spiegato un po' il perché di tutta la discussione, di tutte le polemiche nate a seguito del massimario sulla valutazione che è stata fatta a proposito del decreto sicurezza. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere, magari stando al mare. Signor giudice, chissà che sole si copra, per favore, che le può fare male. Immaginiamo che avrà cose più grandi di noi, forse una moglie troppo giovane, e ci scusiamo con lei di importunarla così, ma ci capisca, in fondo siamo uomini. Così. Abbiamo donne, abbiamo amici. Così. Leggiamo poco, leggiamo libri. Così. E nelle foto veniamo sempre. Così. Signor giudice, lei venga quando vuole, che ci farà aspettare, più sarà bello uscire. Signor giudice, si compri il costumino, si mangi l'arancino col suo pomodorino. Noi siamo tanti e siamo qua, già la chiamiamo papà, di quei papà che non si conoscono. Quel giorno quando verrà giù lì senza pietà, ci vergogniamo tanto d'essere uomini. Così. Sogniamo poco, sogniamo sogni. Così. Abbiamo mamme, abbiamo mamme. Così. E quasi sempre sposiamo mogli. Così. Se ci riusciamo facciamo figli. Così. Abbiamo tutti le stesse facce. Così. Viaggiamo poco, vediamo posti. Così. Ed ogni sera ci ritroviamo. Così.
siamo quel che siamo, ma l'ala di un gabbiano può far volare lontano. Signor giudice, qui il tempo scorre piano, ma noi che l'adoriamo col tempo ci giochiamo. L'ombra sul muro non è una ragazza, però ci fai l'amore per abitudine. Lei certamente farà quello che è giusto per noi, che ci fidiamo e continuiamo a vivere. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Sveva. Questo era Signor Giudice, un signore così così di Roberto Vecchioni del 1979, ma abbiamo al telefono proprio lui, lo abbiamo evocato, l'immenso Roberto Manzoni dalle Canarie. Ciao carissimo. Sì, ciao, sono l'immenso. Me l'hai mandata tu la foto? È la terza foto delle due che ti avevo mandato l'altra volta, è la vista da dietro della Giulia. E vorrei dire una cosa sulla Giulia. La nuova Giulia è bello il muso, ma il dietro, che aveva la sua caratteristica del cofano bombato con, sai, quella che aveva sul cofano posteriore, è simile a tutte le altre auto. Invece la sua caratteristica principale erano i due fari davanti e il cofano fatto in quella maniera. Poi su quella Giulia lì che ti avevo mandato, restaurata e tutto quanto, ma sarà bella quello che vuoi, però il motore, che è bellissimo se lo guardi, non c'ho la foto del motore ma comunque l'ho visto, con i tromboncini, ecco, con i tromboncini non c'erano sulla Giulia i tromboncini, a meno che sia stata preparata in maniera particolare, ma i tromboncini sono una terronata messa su per fare rumore e basta. Questo è. Poi dovrei dire altre cose rispetto a trasmissioni che ho visto in televisione ieri sera, da Porro, per esempio Conte che parlava da Porro, che ha fatto una figura di quelle pestifere. Non capisco come la gente faccia votare Conte. Comunque vabbè, questo la prossima volta. Ci sentiamo, ciao. Grazie a te, un abbraccio. Ma i tromboncini si usavano negli anni 60-70 perché c'è chi dice che appunto facciano respirare meglio il motore a carburatorio e quindi il motore tiri fuori più potenza. Mio papà ste robe nell'Alfetta non le aveva montate manco nella Giulietta nel 63, quindi insomma non mi hanno mai convinte, non convincevano lui che era un asso della meccanica, figurati se possono convincere me che sono un semplice pittore della domenica davanti a lui e alla sua competenza sterminata, figurati. No, è così. Comunque, gran bella macchina, devo dire. Sono d'accordo, la nuova Giulia in effetti dietro non riprende la comeback, la coda tronca, che fu frutto appunto degli studi dell'Alfa Romeo, da cui la famosa espressione coniata, lo slogan coniato dal poeta e ingegnere Leonardo Sinisgalli, Giulia l'ha disegnata il vento, perché in teoria quella forma lì generava una turbolenza a 50 centimetri dalla targa posteriore e quella turbolenza dava un'ulteriore spinta alla macchina facendole penetrare l'aria con più facilità. Andrea De Adamic, tra l'altro, che ha corso con la Giulia Berlina prima di correre con le GTA, diceva che in effetti nei rettifili a Monza, nel rettifilo a Monza, un po' quell'effetto cam, la coda tronca si faceva sentire, qualche cosa riusciva a limarla, ma è chiaro che tra la Giulia GTA e la Giulia Berlina correva un'impostazione completamente diversa. Grazie Manzoni per avermi detto queste cose. Allora, torniamo a noi, parliamo di giudici. Sapete che c'è stata questa polemica sul massimario della Cassazione che ha definito, insomma, in termini negativi il decreto sicurezza. Allora io sono andato a parlare con il dottor Pietro Dubolino, che molto gentilmente mi ha risposto e che torna come gradito ospite qui a Zoom, una bella conversazione sul ruolo del massimario della Cassazione e su queste polemiche che in fondo sono una tempesta in un bicchiere d'acqua, per il semplice e banale motivo che il massimario della Cassazione non ha il potere di dare valutazioni del genere e soprattutto sono cose che dovrebbero essere rinchiuse tra le quattro mura del Palazzaccio di Roma, sede appunto della Suprema Corte. Comunque, Sveva, se sei pronta, vai pure col faccia a faccia. Allora, l'ospite di questa sera è un gradito ritorno perché è il dottor Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione
ed è anche un columnist per La Verità. Lui interviene sui temi della giustizia. Dottore, senta, io leggo che lei è stato per oltre 20 anni nell'ufficio del Massimario della Cassazione, Massimario che nei miei anni universitari aveva qualcosa di rassicurante, visto e considerato che per noi studenti rappresentava la saggezza della Corte di Cassazione e il riassunto di lunghissime sentenze. In realtà questo povero Massimario è finito nel mirino per una valutazione che è stata fatta del recente decreto sicurezza convertito in legge. Ecco, ma prima di tutto, che cosa fa il Massimario? Dunque, il Massimario, come dice la sua stessa definizione, è nato essenzialmente per redigere le massime, quelle stesse massime che formano nel loro complesso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale lei, come tanti studenti, a cominciare da me, traevano le conoscenze di quello che era sostanzialmente lo stato dell'arte, no? Sì. E quindi che le massime sono niente più e niente meno che il sunto normalmente contenuto in non più di 15-20 righe dei principi di diritto affermati nelle sentenze che quotidianamente pronuncia la Cassazione, e diciamo sentenze che sono scelte dallo stesso Massimario in numero piuttosto ridotto rispetto alla massa enorme delle pronunce che sostanzialmente non fanno altro che applicare principi già conosciuti oppure operare valutazioni sulle risultanze in fatto, eccetera, e quindi non si prestano alla enunciazione di principi. Ecco, quindi la funzione originaria del Massimario era essenzialmente questa, cui si aggiungeva poi la redazione di relazioni che erano destinate alle sezioni unite, cioè a quel particolare collegio presieduto in genere dal primo presidente o da un magistrato anziano da lui delegato, che deve risolvere i contrasti giurisprudenziali, no? E allora il Massimario redigeva e redige tuttora le relazioni illustrative di quali siano i termini del contrasto, in modo da mettere poi le sezioni unite in condizioni di valutare al meglio la situazione e scegliere la soluzione ritenuta più adeguata. Da una ventina d'anni o forse più a questa parte si è aggiunto alle competenze del Massimario, per decisioni interne, diciamo così, anche il compito di redigere relazioni tematiche, e cioè relazioni sullo stato di determinate questioni giuridiche ritenute di particolare importanza, indipendentemente dal fatto che esista un deferimento specifico alle sezioni unite, e tra queste questioni naturalmente in primo luogo quelle poste da leggi entrate recentemente in vigore, ovvero anche da pronunce della Corte Costituzionale, no? E proprio con riguardo appunto a questa ultima competenza per le leggi entrate in vigore è stata redatta la relazione di cui si sta parlando in questi giorni. Ecco, questo è in linea di massima la funzione del Massimario, ecco. Ma immagino che comunque queste valutazioni siano a uso interno della Cassazione e non credo abbiano comunque un valore vincolante per il magistrato o più che altro per l'operatore del diritto. Cioè, perché tutta questa tempesta, dottore? Oddio, le tempeste nascono per tante ragioni che sfuggono alla umana conoscenza. Si può soltanto individuare delle coincidenze o delle concomitanze. Una cosa è certa, che le relazioni del Massimario, anche quelle tematiche appunto di cui le ho parlato,
non hanno alcun carattere vincolante né per i giudici di merito né per la Cassazione stessa, sono semplicemente l'esposizione dello stato dell'arte, ecco, diciamo così, secondo la valutazione dei magistrati del massimario, e cioè di coloro che le redigono sotto la direzione del direttore o dei vice direttori del massimario stesso. E a questo proposito forse è bene precisare che mentre il direttore e il direttore aggiunto e i vice direttori del massimario sono magistrati della Corte e che vengono preposti a questo ufficio con decisione del primo presidente, i magistrati addetti all'ufficio del massimario, cioè coloro che poi scrivono queste relazioni sotto, ripeto, la supervisione, la direzione del direttore e dei vice direttori, non sono magistrati della Cassazione, sono magistrati, per meglio dire, non sono consiglieri di Cassazione, sono magistrati chiamiamoli così, che provengono dal ruolo ordinario dei magistrati, i quali hanno fatto domanda per essere assegnati a questo specifico compito. I posti al massimario sono compresi fra tutti i posti diciamo, a cui possono essere destinati i magistrati, procura, tribunale, ufficio di sorveglianza e quant'altro, rientrano in questa categoria generale e vengono nominati dal Consiglio Superiore. Ecco, questo quindi è ovvio che queste decisioni non hanno carattere vincolante per alcuno e nessuna si può dire che rappresentino il pensiero della Cassazione. Il pensiero della Cassazione si esprime soltanto nelle singole decisioni che la Cassazione assume o a sezioni semplici o nei casi di contrasto a sezioni unite. Questo non è quindi il pensiero della Cassazione, è il pensiero rispettabilissimo naturalmente, approfondito dell'ufficio del massimario, che è essenzialmente destinato ad uso interno. Ecco, su questo c'è attualmente un po' di larvata polemica, no? Mi scusi se prego. Le lascio la parola perché non vorrei abusare. No, anzi, la stavo ascoltando con molto interesse. Io ho detto, nel senso di approfondiamo appunto questa larvata polemica, dottore. Dunque, guardi, se posso ricorrere ai miei ricordi personali, che però ormai sono piuttosto datati, no? Le relazioni del massimario erano esclusivamente destinate ad uso interno, il che naturalmente non significa che fossero coperte da segreto, erano però considerati appunto atti genericamente riservati all'uso interno, no? Venivano tuttavia inserite, come vengono tuttora inserite, nel sito Italgiure, in sito informatico Italgiure della Corte di Cassazione, no? Diciamo che a questo sito contiene, oltre alle relazioni, naturalmente contiene anzi soprattutto le massime, il testo delle sentenze penali e civili, contiene le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo e molte altre cose, eccetera, no? Non tutti coloro che hanno accesso al sito della Cassazione potevano vedere tutto, cioè i magistrati in servizio potevano vedere tutto. Gli abbonati, diciamo, perché c'erano anche degli abbonati esterni, come ci sono degli abbonati esterni,
per quello che ricordo io potevano vedere soltanto le sentenze, le massime, altre cose, forse anche le novità, ma non potevano vedere le relazioni, no? Attualmente non sono in grado di dire se la situazione è rimasta in questi termini o se si è allargato qualcosa, no? Però ciò non toglie che essenzialmente in ogni caso, conoscibili o non conoscibili, di fatto di diritto che siano queste relazioni, sul sito della Cassazione, esse comunque sono funzionalmente destinate all'uso dei magistrati della Cassazione. Certo. Ecco, questo è quello che si può dire. L'eventuale indebita, sottolineo eventuale indebita possibilità di accesso a queste relazioni che si sia verificata nel caso di specie sarà valutata, se dovrà essere valutata in sede eventualmente disciplinare, stando alle vaghe indicazioni che sembrerebbero essere venute dal Ministro, il quale secondo gli organi di stampa avrebbe espresso la volontà di vederci chiaro. Peraltro gli stessi organi di stampa hanno anche registrato un intervento del primo presidente della Cassazione, il quale invece ha sottolineato appunto come si tratti di atti alle quali si può sostanzialmente chiunque potrebbe accedere mediante accesso appunto al sito della Cassazione, chiunque tra virgolette naturalmente, perché o si tratta di magistrati o si tratta di soggetti che hanno fatto l'abbonamento, ecco. Pare che ci sia una differenziazione tra abbonamenti di un certo tipo che consentono l'accesso a tutto il contenuto del sito della Cassazione e abbonamenti di altro tipo che invece consentirebbero soltanto un accesso limitato, ripeto, a sentenze e massime, non invece alle relazioni. Comunque mi sembrerebbe tutto sommato un problema abbastanza secondario, ecco, il problema sostanziale è quello per come è stato presentato, è quello del contenuto, dell'indirizzo di questa relazione, che è stato considerato troppo, come dire, orientato in un certo modo. Ecco, mettiamola così. Il discorso è questo qui, insomma. Diciamo anche che mi sia consentito l'espressione dei vecchi, perché io mi considero un vecchio, come diceva Montanelli, ho fatto tanta fatica per diventare vecchio, adesso nemmeno me lo volete riconoscere. Dicevo, ai miei tempi si raccomandava che le relazioni fossero il più possibile complete, ma anche il più possibile asettiche e diciamo moderate nei toni. Presumo che questa sia tuttora l'indirizzo, che poi nel caso di specie o in altri casi di specie questo indirizzo, questa raccomandazione sia stata osservata o meno, questo può essere materia di discussione. Decisamente, no, ma anche perché si è scatenata una polemica che secondo me non ha nemmeno motivo di esistere se uno poco poco ha preso in mano un manuale di costituzionale, perché addirittura c'è chi è arrivato a dire ma la Corte di Cassazione si vuole arrogare i poteri di quella costituzionale, la Corte di Cassazione può solo cassare le sentenze, mentre invece è la Corte Costituzionale che decide dell'incostituzionalità delle leggi, è stato un deragliamento e così via. Cioè, non è che qua abbiamo fatto la tempesta nel bicchiere d'acqua perché magari qualcuno un po' troppo curioso ha fatto un uso personale di una valutazione forse un po' avventata di un magistrato? Ma guardi,
sicuramente non c'è una usurpazione di funzioni, no? È anzi nell'ordine naturale delle cose che le relazioni anche tematiche, perché è di quelle di cui stiamo parlando, del massimario, segnalino anche la possibile criticità, oggi si usa dire un po', uso spesso questa parola, criticità delle nuove leggi rispetto alla conformità ai principi della Costituzione. In sé e per sé è cosa normale. Diciamo che nel caso di specie, e questa è stata anche la mia impressione, poi può essere fondata o meno, ma nel caso di specie mi è sembrato che la relazione fosse eccessivamente focalizzata su ogni possibile ipotesi di incostituzionalità del decreto nel suo complesso e anche nelle sue singole articolazioni, senza adeguato approfondimento di quelle che avrebbero potuto essere le risposte negative o come dire le opinioni divergenti circa la fondatezza o meno di queste ipotesi di incostituzionalità, provenienti in grandissima parte dall'associazione magistrati, dal mondo delle università, dall'avvocatura e così via, no? Che sono state tutte puntualmente registrate, però almeno questa è stata la mia impressione, forse anche quella di altri, e recepite in un modo un po' eccessivo, senza un adeguato approfondimento critico nella misura in cui poteva essere consentito dalla natura del provvedimento stesso. Ecco. Per esempio, io stesso in un precedente articolo ho segnalato che non risultava pressoché per nulla presa in considerazione l'opinione favorevole invece al decreto legge, espressa sia pure voce minoritaria, enormemente minoritaria, da un rispettabilissimo e noto professore universitario, autore di numerose pubblicazioni, eccetera, eccetera, di cui ho fatto anche il nome, no? Ecco. Quindi ci può essere, nel caso di specie, ci può essere stata questa eccessiva enfatizzazione delle possibili ipotesi di incostituzionalità, non adeguatamente valutate però nella loro effettiva, secondo il massimario naturalmente, nella loro effettiva plausibilità o meno. Certo. Senta, superato questo incidente, crede che ci sarà più prudenza al massimario? O qualcuno magari ne approfitterà anche per un po' di passaggi mediatici? Ma questo fa parte delle previsioni dalle quali è sempre meglio astenersi. Bastano le previsioni del tempo a dimostrare la pericolosità dell'avventurarsi su questi terreni. Stiamo aspettando da settimane che si rompa la cappa del caldo e non si rompe mai. Ecco. No, io personalmente non credo che ci sarà un atteggiamento. Certo, la tentazione può esserci sempre, intendiamoci, però le tentazioni fanno parte della natura umana. Di regola alle tentazioni non si dovrebbe cedere, ecco. Poi
Poi può anche darsi che quello che viene scritto con una determinata finalità venga recepito da altri che gliene attribuiscono più o meno fondatamente un'altra, ma questo fa parte dell'incertezza delle cose umane. Io penso e spero che comunque si tragga occasione da questa situazione per ribadire nelle sedi opportune, se e in quanto sia ritenuto necessario, il principio fondamentale per cui le relazioni del massimario debbono essere il più possibile complete, adeguate, ma anche il più possibile equilibrate e asettiche, nel senso di non sposare proprio a spada tratta o dare l'impressione, per meglio dire, di sposare a spada tratta una determinata tesi piuttosto che un'altra. Posso aggiungere, Prego. se non abuso della sua pazienza, posso aggiungere che per esempio un conto è che, come è stato fatto nella relazione, si metta in luce il pericolo che la Corte Costituzionale dichiari tout court l'incostituzionalità dell'intero decreto legge perché adottato in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Che ci sia questo pericolo, dati gli indirizzi che ha preso al riguardo la Corte Costituzionale da oltre 20 anni a questa parte, secondo me in modo improprio, ma ormai l'indirizzo è quello che è, e quindi esiste oggettivamente il pericolo che la Corte Costituzionale, in questo come in altri casi che sono capitati, ritenga che, mancando le condizioni di necessità e di urgenza, l'intero decreto debba essere decaduto, debba considerarsi incostituzionale. Naturalmente occorrerà che poi un qualche giudice, Cassazione compresa, sollevi la questione per cui la Corte Costituzionale si possa pronunciare. Poi ci sono però su quasi tutte le singole prescrizioni del decreto legge, nel massimario si pongono in luce singolarmente le varie ipotesi di incostituzionalità in genere per vera o presunta o ipotizzata violazione del principio di ragionevolezza, no? E sotto questo aspetto, insomma, io personalmente avrei fatto una selezione un po' più severa di queste ipotesi di incostituzionalità provenienti, ripeto, dal mondo universitario, dalle associazioni forensi, eccetera, eccetera. Per esempio, si è data voce alla ipotesi di incostituzionalità della norma che prevede un aggravamento di pena per i reati di resistenza, violenza e minaccia al pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di quella particolare categoria di pubblici ufficiali che sono gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. E qualcuno, ripeto, dal mondo dell'università, delle professioni forensi e della stessa, credo, magistratura associata, ha detto ma qui ci può essere un'incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e quindi di ragionevolezza, perché si fa la differenza fra il pubblico ufficiale generico e quella particolare categoria di pubblici ufficiali che sono quelli di polizia giudiziaria, e quindi questo sarebbe ingiustificato. In realtà a me sembra, e anche ad altri per la verità che ne hanno parlato, a me sembra una critica piuttosto pretestuosa, perché è vero che sono tutti pubblici ufficiali, però è altrettanto vero che i pubblici ufficiali che hanno quella particolare destinazione di essere di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza sono esposti a particolari pericoli e, come purtroppo vediamo quotidianamente, l'esempio ultimo del povero brigadiere le grottaglie sta lì a dimostrarlo, sono esposti cioè è pubblico ufficiale anche il funzionario del catasto, con tutto il rispetto per il funzionario del catasto, però e quindi la violenza o minaccia fatta nei confronti del pubblico e dell'ufficiale dell'addetto al catasto è certamente un reato, però se si prevede che sia un reato più grave la stessa minaccia o violenza fatta nei confronti del brigadiere dei carabinieri, non è che questo sia frutto di una cervellotica distinzione che non ha senso, può avere un senso perché il brigadiere dei carabinieri sta lì per una specifica funzione di tutela dei cittadini e affronta un particolare pericolo per il quale quindi è bene che sia maggiormente tutelato rispetto ad altri che quel pericolo non lo corrono. Certamente. È opinabile naturalmente, però non mi sembra che possa ritenersi assurdo e irrazionale al punto da poter prospettare ipotesi di incostituzionalità. Ecco. Quindi personalmente, se avessi dovuto fare io la relazione al massimario, magari dando anche atto del fatto che era stata avanzata questo tipo di opinione, non l'avrei recepita passivamente, ma avrei forse aggiunto che era quantomeno dubbio che potesse avere un qualche fondamento. Non so, e questo per un'infinità di altri casi che sono previsti. Molto bene. Dottore, io la ringrazio del suo tempo e al piacere di risentirci presto allora. Ringrazio lei per la sua pazienza, spero che anche gli ascoltatori siano altrettanto dotati di pazienza e altrimenti faranno come si diceva una volta un fioretto. Ma guardi, è un fioretto più che gradito, grazie. Grazie a lei e buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. What's that? Wait a minute. Groovy, jazzy, funky, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. What's that? Diddy-diddy-bop. Yeah. Diddy-diddy-bop. Funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's its own and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet, and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip fantasia.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, le 19:38 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1024 di Zoom. Andiamo verso la fine della trasmissione di oggi. Spero che le parole del dottor Dubolino siano state quanto mai interessanti per voi. Ma adesso apriamo il telefono allo 0292947222 se volete intervenire, e mi dicono che c'è già una telefonata, o sbaglio? Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Quella Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Oh là là. Très bien, monsieur, très bien. Antonino, Zoom, il drive time in mezzi fatti su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, infinito del microfono d'oro nella stagione scorsa come miglior programma di infotainment. Complimenti. Grazie. Ascolta, io vorrei tenere il mio editoriale. Vai. Cercherò di essere spiegato, ma fammi arrivare al punto, nel vero senso della parola. Scusa il gioco di parole, il punto, nel senso fino a che non concludo. Con un sorriso, ok? Accomodati. Il punto di Caruso a Budapest è stato il giorno del Gay Pride nello scorso weekend, la manifestazione per i diritti LGBT, la battaglia civile degli omosessuali, divenuto il simbolo della protesta contro il governo sovranista ed autoritario di Orban. I manifestanti si sono riuniti davanti al municipio della capitale ungherese, dove c'è stato il corteo arcobaleno. In testa il sindaco della città, Georgios Karatsoni, accolto dall'ovazione della folla. Si stimava, secondo lui, un numero di persone presenti intorno ai 200.000. E così, oltre a 70 parlamentari europei, a Budapest c'è stata anche la segretaria Dem Elly Schlein, il leader di Azione Carlo Calenda, nonché altresì una delegazione del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e di Più Europa. Deputati ed eurodeputati Tukur del centro-sinistra europeo si sono uniti al corteo. In precedenza i politici, tra cui qualcuno, avevano un po' messo in dubbio la loro presenza perché c'era stato un contrordine alla manifestazione. L'atmosfera invece è stata festosa tra bandiera arcobaleno e cartelli sfottò contro il primo ministro Viktor Orban, che ha vietato proprio per legge la manifestazione. Si temevano disordini con i militanti dell'estrema destra che alcune ore prima avevano bloccato con le auto i carri del percorso in itinere. Si sono registrati solo alcuni episodi distanti da ogni iubis di una qualche contestazione non violenza, da parte di alcuni elementi isolati contrari alla marcia, ma nessun incidente. Elly Schlein, insieme a tanti altri manifestanti, ha intonato Bella Ciao, la sfilata del corteo del Pride. Lei ha detto che l'Europa si fonda sullo Stato di diritto, la tutela del diritto di manifestare pacificamente e di amare chi si vuole indipendentemente dal sesso di appartenenza, e che dunque veramente bisognerebbe difendere i valori europei che sono la base della democrazia liberale, il sale della democrazia. L'amore non può essere vietato per legge, chi non lo capisce non si riconosce nei valori europei, e dunque si inviterebbe la Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, a dire parole chiare a tal proposito. E concludo dicendo che questa è una deriva autoritaria, quella del governo di Orban, che addirittura voleva vietare, e invece pacificamente in totale civiltà si è tenuta Tukur questa manifestazione dei diritti della battaglia LGBT, battaglia civile. Dunque anche la stessa Ursula von der Leyen ha detto che l'Europa è la patria dei diritti, e il clima intimidatorio che si respirava a Budapest era veramente inaccettabile, e dunque che non si può assolutamente sanzionare chi manifesta liberamente per i diritti di civiltà, e quello dell'amore tra persone dello stesso sesso non può essere vietato per legge. Un tuo parere, Antonino, sarebbe gradito. Da Michele Caruso, grazie e buona serata a tutti. Ma non mi pare che in Italia degli omosessuali possano costruire
sia vietato loro costruire un'unione civile. Anzi, mi pare che i diritti siano ampiamente presenti e siano ampiamente garantiti. Poi non mi pare che sia stata chissà quale grande impresa andare a fare il Gay Pride in Ungheria, per il semplice e banale motivo, diciamo così, è una nazione europea, la manifestazione c'è stata, bene, quindi dov'è la notizia? Venirmi a dire, ma i diritti sono in pericolo. No, i diritti in Europa per nessuno sono in pericolo, come non lo sono in Israele. A Gaza e a Teheran invece sono in pericolo. Non ho visto il Gay Pride di Teheran, manco quello di Gaza. Ecco, quando si fanno sti discorsi, ma la libertà, eccetera, eccetera, la verità è che 80 anni di pace ci hanno resi completamente insensibili alle realtà vere di sofferenza, di dolore, di discriminazione che ci sono nel mondo. E peraltro abbiamo avuto Marco Volante, che voglio dire, uomo di GayNet, sinistra gay, che ci ha raccontato le testimonianze che lui ha raccolto al Gay Pride a Tel Aviv, bloccato dalla guerra dei 12 giorni. Per cui non so, il fatto che la Schlein si vanti di essere stata al Gay Pride a Budapest e quindi se si fosse vantata di essere stata a quella a Gaza, beh, lì ci sarebbe stato da riflettere. Ma detto ciò, siamo l'Occidente, siamo liberi, per cui queste robe non dovrebbero fare nemmeno notizia. Con questo chiudiamo la nostra trasmissione, io vi ringrazio tutti, ci ascoltiamo Boney M, Gotta Go Home del 1979, devo andare a casa, bah, io ci sono già, per cui andate a casa, se siete in viaggio fate buon viaggio, buona cena, grazie a tutti per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.